Lega e dintorni. Vita delle sezioni, impegno dei cittadini sul territorio. Con Stefania Paccagnella e Marco Grimoldi. Buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori da Marco Grimoldi. Purtroppo oggi la Stefania non è qua con me, ci starà senz'altro ad ascoltare e se vuole chiamare un piccolo saluto lo può fare anche lei. Innanzitutto do i numeri di telefono per essere in contatto con noi, che sono i seguenti: 0292947222. Per quanto riguarda WhatsApp 340 670 9659. Vorrei fare un saluto a una persona particolare, io lo chiamo sempre il Golden Boy di Donate Ceppino, Christian, e poi un altro nostro, penso, grandissimo ascoltatore che parte da oggi a ascoltarci per la prima volta, Massimo, dove gli ho installato l'applicazione della radio e sarà senz'altro lì ad ascoltarmi. Ciao Massimo! Allora, il nostro ospite, ve lo presento, è qua vicino a me, si chiama Filippo Beta. Buonasera, grazie per l'invito. Da dove vieni, Filippo? Allora, io vengo e sono tesserato a Garbagnate Milanese. Sono nativo di Roma, in realtà, ma abito in Lombardia ormai da 6 anni, e la cosa quasi paradossale, ma di cui io mi fregio, è che nonostante io sia nativo di Roma, all'interno della Lega Giovani Lombardia io sono il coordinatore del tavolo cultura e identità lombarda, dove fondamentalmente cerchiamo di appunto diffondere l'importanza della cultura e dell'amore per il territorio fra i ragazzi, ovviamente in iniziative che sono aperte a tutti, però i ragazzi sono il motore di qualsiasi partito, nel nostro in particolare, per come la vedo io, quindi prendiamo l'iniziativa sul fatto che quando c'è una battaglia da combattere dobbiamo essere in prima linea. Ragazzi, questo qua è una persona, un giovane molto tosto, perché... Troppo gentile. Grazie, cioè ci siamo parlati, l'ho visto anche, e con la Stefania avevamo già deciso in un evento organizzato dai Giovani del Ticino, dove hanno portato anche altre persone giovani, soprattutto di sezioni più vicine al Ticino, anche Milano e via dicendo. Era lì al tavolo con il ministro Giuseppe Valditara e ha Sì. tenuto una bella relazione assieme a lui, un bel dibattito, e spero che anche oggi si manifesti questo dibattito fra di noi e soprattutto a tutti i nostri radioascoltatori. Io ti voglio fare un po' di domande, poi lascio a te le parole. Territorio, come ti poni i problemi giovanili, visto che anche tu sei giovane? Perché, se posso dirlo, 24 anni, non è che sei un vecchietto come me, forever young. Sono in quella fascia d'età in cui dico quanti anni ho senza problemi. Senza problemi, studia, perché stavamo parlando prima, sta preparando la tesi della laurea. Sì, in giurisprudenza, peraltro è un tema che riprenderò perché la tesi è in diritto anglo-americano e questo lo dico non tanto per autopromozione quanto che noi come tavolo identità ci siamo occupati anche del diritto costituzionale degli Stati Uniti. Perché? Perché è un esempio di Costituzione federale, probabilmente la prima Costituzione federale della storia, e che è ancora in vigore, e quindi io mi sono appassionato a questo tema e voglio portare la mia passione per la politica e quindi per il federalismo, perché alla fine siamo leghisti anche e soprattutto per un motivo, all'interno del mio percorso di studi. Oh, si sente che è già bello tosto questo ragazzo, penso che mi metterà in difficoltà oggi, però io le domande te le faccio ugualmente, poi lascio a te il parlare, il dire. Come ti vedi con i ragazzi giovani che sono dentro nel movimento nostro e quelli fuori? Che difficoltà hai a far cercare di capire certe tematiche a loro, di non andare a spaccare, di non ciucarsi, di non bere, non... Com'è la tua vita sul territorio? Allora, partiamo con i ragazzi giovani all'interno del partito e Certamente. partiamo con il lavoro che stiamo cercando di fare. Allora, noi non siamo il partito, come dire, il partito più mainstream popolare che esista, quindi se sei un giovane della Lega vuol dire che senti e hai una vocazione molto forte all'interno di te.
E questa cosa la rivedo all'interno dei ragazzi con cui ho il piacere di collaborare, specialmente i ragazzi del tavolo che io presiedo, che sono tutte delle persone che hanno le idee molto chiare e una volontà di fare cose. Come stavo dicendo, non lo dico per mera retorica, i giovani sono il motore del partito e devono essere il motore della politica. E i giovani della Lega in particolare io trovo che abbiano molto, molto da dire, forse anche più di quello che spesso esce, perché, io credo che, i giovani spesso vengono presi, e tenuti in considerazione solo quando si parla di politica giovanile. E secondo me è limitante questa cosa, perché, insomma, i più grandi personaggi della storia all'età di 18, 20 anni avevano già fatto grandi cose. Alessandro Magno, Napoleone, ovviamente, non ci si vuole paragonare a loro, però Alessandro Magno, Napoleone, Einstein erano tutte persone che fra i 18 e i 25 anni avevano già fatto le cose per cui, sono noti adesso. Quindi, io credo che oltre al fatto che i giovani, ovviamente sulle politiche giovanili, avendo un contatto più forte con la loro stessa generazione, abbiano ovviamente, una maggiore autorevolezza sul tema, io credo che, sia fondamentale valorizzare, perché il capitale umano c'è, i giovani anche su altre tematiche, perché, magari questo è il ciclo naturale delle cose. Un giovane, magari anche specialmente quelli che ancora non lavorano, che ancora studiano, può permettersi una visione d'insieme, una visione astratta che, spesso invece con l'avanzare dell'età va per forza di cose a scemare, diventa un pochino più concreta, un pochino più ristretta. Per quello che riguarda invece i giovani al di fuori del partito, ecco qui, allora far comprendere date tematiche non è facile, perché ovviamente a un giovane che ha per la testa, magari che è in piena tempesta ormonale al liceo, oppure che è in piena sessione d'esami all'università, o che ha appena iniziato a lavorare e che quindi sta cercando di mettere insieme i pezzi della sua vita, è difficile andargli a dire: "Ma lo sai che la cosa più importante della tua vita è il federalismo e l'autonomia?" Questo sicuramente, nel senso che non sono dei temi da entry level, come si suol dire, sono dei temi che poi vanno sviluppati in un secondo momento. Però sono quelli che distinguono la Lega dagli altri partiti, secondo me, questi: l'amore e la valorizzazione del territorio. Perché è una cosa che molti lombardi e molti giovani anche hanno dentro senza sapere di avere. Io lo stavo dicendo, io di origine sono romano. Ora, il modo in cui Roma è una grande città, quindi è dispersiva, quindi è centralizzata, anche se divisa in piccoli quartieri, è è centralizzata, c'è meno senso di comunità perché è più grande, forse anche Milano ha questa caratteristica. Sì, Milano anche lei è grande, centralizzata e I territori invece sono piccoli, sono autosufficienti e i giovani sui territori sono, secondo me, spesso dei leghisti che non sanno di esserlo, perché quando partecipi alla festa patronale del tuo paese, piuttosto che alla festa dell'oratorio, tu stai valorizzando il tuo territorio, stai amando il tuo territorio e gli stai dando lustro, gli stai dando forza, lo stai facendo, in modo spontaneo. Quindi, il punto è che l'amore per il territorio è qualcosa di sentito, la cosa più complessa, ma che è la nostra missione, è incanalarlo in un progetto politico. Da un altro punto di vista, devo dire, altre tematiche, specialmente negli ultimi anni, dai giovani sono molto più sentite e questo è fondamentale che noi si intercetti e anche con delle proposte politiche concrete, questo sentimento. I giovani e specialmente le giovani sentono molto, il problema della sicurezza, sentono molto, il problema della difficoltà a trovare un posto di lavoro che sia appagante nella loro vita, sentono la difficoltà della burocrazia se vogliono essere dei lavoratori autonomi, sentono, le false promesse del mercato spesso se vogliono diventare lavoratori dipendenti. Questi sono i temi più sentiti. Sembra una banalità, ma è la sicurezza e il lavoro. Poi, giovani è un termine ampio, è un termine vago. Noi possiamo parlare di giovani quando parliamo di quindicenni, possiamo parlare di giovani quando parliamo di quasi trentenni, per quello che mi riguarda.
quindi ovviamente si parla di generazioni diverse, categorie diverse. Io ho un fratello che ha 9 anni di meno di me e io ho osservato che c'è un distacco generazionale fra me e lui che è lo stesso che secondo me c'è fra me e mia madre. Quindi, c'è proprio una grande differenza. Però ecco, sui giovani, specialmente sui quindicenni, sedicenni, diciassettenni, sul tema della sicurezza, sul tema delle baby gang, secondo me, c'è molto disorientamento e il disorientamento per i giovani è veramente pericoloso, perché il disorientamento è una cosa che ti porta ad attaccarti alla prima al primo appiglio, di qualcuno che dà le risposte alle tue domande senza risposta e questa cosa spesso però può portare nella diffusione, ad esempio, della sottocultura maranza, perché la sottocultura maranza è una sottocultura che nasce negli ambienti delle seconde generazioni. Il problema però non è quello, cioè in quel caso sarebbe un fenomeno isolato. Il problema è che la sottocultura maranza, che è una sottocultura che proviene da altri paesi, non è propria dell'Italia, non è propria dell'Europa, che sono delle zone del mondo in cui c'è un alto patto sociale, ma è propria di paesi in cui invece questo patto sociale è più debole, e che però è una sottocultura che ha, come base la prevaricazione, l'aggressività, la rivendicazione dei propri risultati, indipendentemente dal fatto che siano stati ottenuti in modo etico o meno. E quando un giovane di 14, 15, 16 anni è disorientato e, per esempio la musica che ascolta è una musica che esalta questi stili di vita, ehm, aggressivi, edonistici, oggettificanti nei confronti delle donne, lì si inizia a creare un problema generazionale e bisogna riflettere su quale può essere, secondo me, ehm un modo come dire, arginare questo problema, perché la censura, ovviamente di questo tipo di musica è la risposta più facile, ma non credo che sia la risposta più giusta, perché se tu sei cresciuto se tu ascolti la musica perché è una musica tra virgolette "proibita" e te la proibiscono, difficilmente difficilmente otterrai un risultato tale per cui uno dice: "Ah, questa musica l'hanno censurata, bene, allora smetto di ascoltarla." Però noi abbiamo un problema, perché i giovani sono disorientati. Sono Però disorient Filippo, io ti interrompo un secondo, mi piace, adesso continuiamo con te. Però io ti dico una cosa sola, io sono stato in vari paesi esteri, Mh-mh. in Europa, sono stato anche in America per lavoro, però come mi comporto in Italia, mi comporto là in quei paesi uguali identici, perché io credo, se andiamo in certi paesi africani, Mh-mh. io penso che lì la polizia, insomma, se te ti comporti in una determinata maniera, penso che ne prendi tante. E quello che a me dispiace, te lo dico chiaramente, che poi vanno di mezzo tutti gli stranieri, perché ci sono anche gli stranieri giovani che hanno le loro linee, seguono, vanno a scuola, sono rispettosi, però tu nel mucchio spari e dici, ah, l'africano, l'asiatico, però anche lì c'è tanta brava gente e c'è tanta cattiva gente che si manifesta come stai dicendo te. Certo. Quali sono secondo te, visto che hai 24 anni, visto che sei, quasi coetaneo di loro, trovare delle soluzioni che possa portare a non avere violenza di questo genere? Perché adesso obiettivamente non possiamo andare in giro tutti armati peperoncino Certo. e via dicendo, Ma è così però però purtroppo, eh. però tu quando attraversi, ti dico, stazione centrale, i ponti, tutte queste parti qua, e cavolo, lì ne vedi di roba, ma vedi anche cose che tu non faresti al loro paese, loro non le farebbero al loro paese, perché sai dove vai incontro. Perché vai in Svizzera, tanto per dire, qua a 20 chilometri da noi, 30, e di fronte a un poliziotto rispondere in una determinata maniera, lì ti impacchettano e poi sono casini. Certo. Allora, qui secondo me poi, mi stai facendo delle domande come se io avessi la scienza infusa. Io posso No, ma dare al massimo la cioè, mia opinione. no, io prendo te come esempio, non è che tu sei un violento, Certo. cioè prendo te esempio di 24enne che hai vissuto una fase di 17, 18, 20 anni e hai vissuto questo periodo, perché ai miei tempi, io mi chiamo Forever Young, Mh-mh. c'era un altro tipo, innanzitutto c'era un rispetto per un'educazione civica. Io non andavo a spaccare mai un lampadario,
cioè un lampione e via dicendo, perché sai che poi lo devi pagare te, la comunità che lo paga. Non Certo. andrai mai contro un poliziotto a dirgli oh ma chi sei, ma cioè, perché è sempre una figura istituzionale, una figura che aiuta le persone, perché se un poliziotto mi chiede un documento io glielo do Certo, ai posti di tranquillamente, blocco ci si cioè ferma. mi fermo, non è che scappo al posto di blocco e via dicendo. Allora, qui secondo me gli ambiti sono 2 e sono 2 ambiti che si possono trattare a compartimenti stagni. Sono 2 cose ugualmente importanti, ma una è una soluzione di breve termine e una potrebbe essere una soluzione di lungo termine. E tu stai studiando anche legge, Esatto, per quello che cerco di Ecco approfondire il perché tema. sto prendendo te come No, beh, esempio, certo, ma io sono cioè ono io non so è che tu hai la bacchetta sono magica, onorato, però no, sono assolutamente onorato della cosa, che non vorrei sembrare arrogante. Io ma do la no, mia visione delle ma no, cose, poi spero figurati. che sia attinente alla realtà. Allora, per quello che riguarda l'ambito, legale, abbiamo evidentemente un problema di una percezione di impunità. E tu dici giustamente, in queste persone ai loro paesi non si comporterebbero in questo modo qua. Certo, non si comporterebbero in questo modo qua, posto che bisogna capire quali siano i loro paesi, perché in realtà si parla di persone che certo si sentono straniere a casa loro, ma che essendo, nate e cresciute in Italia non si capisce, sono un prodotto strano della globalizzazione, una persona che si sente culturalmente di un paese, ma che vive in un altro paese in cui però di cui parla la lingua, ma verso cui sviluppa un risentimento. Ora, il cioè il purtroppo, c'è appunto questa sensazione percepita di impunità, che è fondamentale. Cioè, se tu non hai, tra virgolette, "paura", è un termine brutto, me ne rendo conto, ma se nella peggiore delle ipotesi tu non hai paura di quello che un poliziotto può farti nel momento in cui tu ti rivolgi a lui in modo irrispettoso, e anzi sai che lui per la sua professione è addirittura tenuto a freno, e vedi che è così, che il sistema funziona così, che nel tuo paese magari subiresti delle conseguenze che qui non subisci, sviluppi una spavalderia. E ci sta, nel senso io lo capisco. Cioè, e io ecco, quando ero al liceo con la professoressa un pochino meno sveglia, che non notava se copiavi, copiavo. Poi poche volte, mamma mi raccomando, non ho passato la maturità così, però è semplice, nel senso che, le regole vanno fatte rispettare e chi non le rispetta, deve subire delle conseguenze. Se le persone, e specialmente i giovani, crescono, con la consapevolezza che queste conseguenze non le subiranno, a un certo punto smettono di preoccuparsi e iniziano a dire: "Ma a me chi me lo fa fare di seguire le regole, se tanto chi deve farmi seguire le regole, è impossibilitato a farlo." E lo prendi in giro, perché il fatto di avere una divisa non è più una forma di rispetto. Ovviamente non sto dicendo che io sto cercando di entrare nella psicologia di chi si comporta così, non sto Certamente, dicendo certo. certamente. E il fatto di avere una divisa non è più una forma di rispetto, ma è una forma di limitazione. E quindi nel momento in cui tu sai che il poliziotto, bene o male, non può farti niente, se ti fa qualcosa, c'è la possibilità che tu fai ricorso e c'è il gratuito patrocinio, tale per cui i contribuenti italiani ti pagano l'avvocato per farti dare un risarcimento da centinaia di migliaia di euro dal poliziotto, e a quel punto tu dici: A me quasi conviene mandarlo a quel paese piuttosto che dargli i documenti." Poi il problema sulle seconde generazioni, ma non solo sulle seconde generazioni, le seconde generazioni è l'origine. Poi come ho detto il problema della sottocultura, marante e delle baby gang è che poi si diffonde anche nei figli della gente normale, della gente per bene, e Guarda quel caso a Milano dove è stato accoltellato questo povero ragazzo, è stato accoltellato da italiani, certo, ragazzi che stavano bene e via dicendo, questo povero capito? ragazzo rischia, l'hai visto, Eh e sì, tantissimo, che cosa ha fatto? Li ha perdonati, ha cercato di parlare con loro. Guarda che certo, è difficile uno che ti riduce in una certa situazione riuscire a perdonarlo. Poi eh, entra in un fattore cristiano, non voglio entrare nella religione e via dicendo, però ragazzi uno che ci ti vuole riduce, che non sai se puoi camminare, perché adesso tutti noi il camminare è facile, ma ci sono persone che purtroppo non possono, dall'oggi al domani, e penso che anche nella loro testa
un po' di rabbia verso chi l'ha colpito per rubargli 50 euro, non so Capito? quanto gli è. Che poi tu Cioè, glieli dai e queste persone qua, ti comunque per marcare il territorio ti aggrediscono lo stesso. Perché sai, il ladro disperato dici: "Vabbè, è un disperato, ti do 50 €, vai via, lasciami in pace." Non è il miglior dei mondi possibili, però no. quando invece c'è una logica di e qui ritorno al discorso che ho fatto prima sulla cultura che si sta diffondendo di prevaricazione, di dimostrare che se tu sei debole posso approfittarmi di te e di dimostrare che di voler lasciare un segno nella vita dell'altra persona. Lì non basta dargli i soldi, lì a quel punto c'è questa aggressività. Ma come stavo dicendo, allora il problema, sociale invece, diciamo, il problema da risolvere a lungo termine, secondo me, è, deriva da più fattori. Anzitutto c'è il fattore del fatto che, il giovane di seconda generazione tendenzialmente nasce in un contesto svantaggiato, perché, se i suoi genitori sono venuti da un paese più povero a fare un lavoro in cui tendenzialmente viene pagato relativamente poco a supplire a supplire una mancanza di lavoro, guadagnerà poco. Allora il ragazzo di seconda generazione che nasce in un paese in cui però è una categoria svantaggiata e si trova nello stesso contesto, ad esempio scolastico, di invece figli di non miliardari, ma impiegati, eccetera, che hanno una vita normale, sviluppa un risentimento perché si sente un cittadino di serie B. Ora, si sente un cittadino di serie B e poi ha i social network che ti buttano in faccia, questo è un problema che hanno tutti i giovani, però ovviamente più sei in svantaggio più la senti. I social network che ti buttano in faccia questo stile di vita lussuoso, Opulenta. opulenta, e tu vuoi quello, perché tu ti senti in svantaggio e dici: "Ma perché io sono così?" Però, perdonami, il sacrificio di arrivare a prendersi qualcosa coi propri soldi, io l'ho Certo. vissuto su di No, ma me, perché io non c'erano, sto giustificando, io sto cioè, cercando di capire qual è il problema, che è diverso. Tu vieni da una cultura, appunto spesso che è una cultura della prevaricazione. Unisci questo complesso di inferiorità nei confronti delle persone che invece verso cui non dovresti sentirti inferiore, unisci questo bombardamento in cui vabbè l'eccesso sì, viene premiato e viene fuori una viene fuo persona che è piena di risentimento sociale che a un certo punto lo deve sfogare. Il punto è che questo è quello che dico io cercando di capire la questione, ma il problema nel breve termine va arginato eh beh dal certo, va punto di vista di sistemato. cioè Guarda, abbiamo una telefonata, perfetto. un nostro ascoltatore in linea. Pronto? Pronto? Sono Buongiorno a lei. Stefania. Ah, ciao Stefania, altra Ciao Stefania. bastonata perché non t'ho riconosciuto, ritorniamo a 2 bastonate. Ecco, l'RMO c'è Stefania. da riconoscere. Vabbè, insomma Stefania, come stai Stefania No, innanzitutto? no, tutto bene, no, lo sai benissimo, problemi logistici, di Ma conseguenza oggi non sono perfetto. riuscita purtroppo ad essere lì con voi, però vi sto seguendo dal mio computer e sto ascoltando con attenzione tutte le parole di Filippo, perché come ben sapete ehm, mi piace molto come si approccia in maniera matura, anche come ha relazionato, come si è avvicinato al ministro Valditara in quel pomeriggio di maggio, giugno, adesso non ricordo, a Grazie. Legnano, e di conseguenza lo trovo un atteggiamento maturo, come tutti i nostri ragazzi, perché a dir la verità tutti i nostri ragazzi stanno facendo un percorso importante di vita e anche di insegnamento attraverso anche dei mentori piuttosto importanti. Io adesso so che tra poco ci sarà la pausa, io posso rimanere collegata, però volevo fare una domanda a Filippo. Perfetto Stefania, vai. Qualcosa ho perso, perché devo dire la verità, cambiando il modo di ascoltarvi ho perso un po' di discorsi, sentivo che parlavate di Maranza e tutto il resto. Sì. Sì. Volevo chiederti forse una domanda un po' stupida, però avete mai provato ad approcciarvi a questi ragazzi che sì, da una parte risultano pericolosi perché, come avevo già detto io in passato,
sono dei provocatori. Non aspettano altro che attaccar briga insieme a persone soltanto magari per uno sguardo sfuggente, insomma non voluto. Ma voi avete provato ad approcciarvi, a parlare con loro, a vedere i motivi ho sentito anche che appunto attraverso i social si vede uno stile di vita abbastanza importanti, di conseguenza probabilmente subentra anche una certa frustrazione. Sì. Volevo sapere questo. Stefania ha avuto un problema. La manifestazione che eravamo giù a Milano, era andato diciamo in un posto per prendere un qualcosa e qualcuno la stava cercando di provocare, questa ragazza, questa signora. No, eravate in due. Abbiamo 2 minuti ancora. Ok, allora cerco di essere veloce. Chiedo scusa se devo essere veloce. Io personalmente no, se devo essere sincero. Primo perché, per quanto io possa credere nell'amore e nella carità cristiana, ho poca voglia, se devo essere sincero, di rovinarmi la giornata e di andare a intervistare delle persone che potrebbero, anche per il gusto di farlo, puntarmi un coltellino. Questa è purtroppo, chiamatela vigliaccheria, ma è semplicemente sentimento di autoconservazione. Cerco di interrogarmi sul fenomeno, ma il problema è che spesso, e sarò molto breve, queste cose di cui stiamo parlando, per quanto siano presenti, non sono spesso questi ragazzi non le razionalizzano, quindi non hanno la capacità di spiegare la questione. Al massimo ti possono dire: vengo da un contesto disagiato, quindi sono autorizzato a prendermi con la violenza quello che invece tu, persona diciamo nativa, europea, italiana, hai ottenuto dalla nascita. Questo è il massimo, secondo me, che si può ricavare, però stiamo parlando di persone che spesso, non sempre ovviamente, non voglio generalizzare, non hanno tutta questa grande capacità di razionalizzazione, di introspezione, eccetera. Quindi non mi sono mai confrontato personalmente con una persona di questo tipo, se devo essere sincero. Niente, Stefania, sei ancora in linea? Sì, sto ascoltando. Ecco, sono le 15:59, tu sai che cosa succede alle 15:59? Ho scelto io la canzone e quindi vedi te che cosa ho scelto. Stai in linea ancora con noi, Stefania? Sì, perfetto. Ci sono, rimango. Tanto sono qui con Enrico, quindi. Perfetto, Enrico è il suo gatto. Perfetto, e buon ascolto ai nostri radioascoltatori, ci vediamo fra poco. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. They took the credit for your second symphony.
Buon rientro a tutti i nostri radioascoltatori. Stefania, è andata bene la musichetta che ti ho messo, la canzoncina? Sì, la sto ascoltando anche dal computer, adesso abbasso. Volevo farti la sorpresa, metto i Pooh, visto che sono qua da solo questa volta, ma ho detto no, dai, mettiamo Video Killer, Radio Star e nient'altro. Un'altra domandina, se vuoi farla al nostro Filippo. Sì, bellissimo l'evento di Legnano. Grazie bellissimo, di cuore. Perché comunque avete avvicinato il ministro Valditara alla gente comune, avete fatto sentire le sue parole direttamente, senza filtri, la sua testimonianza, ed è apparso esattamente così com'è. Quali sono le difficoltà che avete incontrato nel contattarlo, nel programmare l'evento, nel gestire le domande che arrivavano? Hai tenuto benissimo la scena. Grazie. Con di fianco un personaggio di tale misura, e francamente ti faccio i complimenti, così come faccio i complimenti a tutti i ragazzi che hanno collaborato a un'uscita straordinaria di un evento straordinario. E ti dico un'altra cosa, lì io e la Stefania abbiamo avuto un'intesa tra io e lei, dicendo questo ragazzo lo portiamo. Beh, Te lo dico Sì, sinceramente. però fallo anche parlare, Marco. Qua inizia a bastonarmi anche dal telefono, Stefania. Allora, vai, anzitutto mi prendo tutti i complimenti, ma non mi prendo tutta la gloria, perché come ha detto giustamente Stefania è stato un lavoro collettivo. Ci siamo impegnati tanto nel fare la scaletta, le grafiche, le fotografie, l'accoglienza. Ogni ragazzo che ha partecipato a questo evento è stato assolutamente fondamentale, perché alla fine io da coordinatore e sono la persona che ci ha messo la faccia, quindi è stato più evidente, ma è fondamentale dire che questo evento e gli eventi di questo tipo non possono essere fatti senza la squadra di persone che ho avuto accanto, e che ringrazio ancora oggi. Quello è stato l'evento di punta dell'anno del tavolo identità, del primo anno del tavolo identità che io ho gestito. Allora, più che difficoltà, io direi, come dire, dei piccoli mali necessari, nel senso, banale e semplice burocrazia, avvertire le autorità del luogo, le sezioni non sono delle difficoltà, sono degli step necessari per organizzare un evento importante con una persona importante. Per quello che riguarda contattare il ministro, allora l'evento è stato in cantiere per un po'. Però il ministro è un ministro della Repubblica, quindi per quanto sia probabilmente una delle persone dell'intera politica italiana contemporanea più disponibile, specialmente nel contatto coi giovani, questo probabilmente è anche dovuto al fatto che effettivamente è il suo lavoro, nel senso è il ministro dell'istruzione, quindi dei giovani under 18, è una persona estremamente impegnata, e quindi abbiamo dovuto trovare il momento in cui il ministro era libero di fare qualcosa che usciva anche un pochino dal seminato, perché ovviamente è normale che il ministro dell'istruzione quando partecipa degli eventi parli di istruzione, però il ragionamento che ho fatto io e che abbiamo fatto noi ragazzi del tavolo identità è: il ministro dell'istruzione non è solo il ministro dell'istruzione, è un giurista di altissimo livello e uno studioso di altissimo livello di Gianfranco Miglio e del federalismo. Quello che ho detto io è, proprio in virtù del discorso che stavo facendo prima sull'identità, Gianfranco Miglio è un pilastro della Lega, della nostra cultura, però molti giovani sono entrati nell'era Salvini nel 2019, quando Gianfranco Miglio, pace all'anima sua, era sparito da un po'. E quindi molti ragazzi sono d'accordo con Miglio, ma non sanno chi è Miglio, non sapevano, almeno spero che l'abbiano imparato venendo, non sapevano chi fosse quello che sostanzialmente è stato il creatore dello spirito leghista,
che ha fatto uscire la Lega insieme a Umberto Bossi, ha trasformato quello che era un moto di pancia assolutamente comprensibile e condivisibile in una teoria politica elaborata. Ecco, avere a disposizione una persona che è stata studioso e collaboratore di Gianfranco Miglio per spiegarlo ai giovani, secondo me era una cosa fondamentale. Poi ovviamente questa cosa è stata ricontestualizzata anche con giustamente dei discorsi legati alla scuola, perché noi abbiamo in Italia una situazione tale per cui ovviamente ci sono grandi differenze fra nord e sud. La scuola è solamente uno dei tanti ambiti. Il ministro Valditara da questo punto di vista sta facendo un lavoro pazzesco, specialmente per il recupero della dispersione scolastica al sud, però è uno dei tanti ambiti in cui ci sono delle differenze. Quindi il discorso che abbiamo fatto è: approfondiamo questo tema fondamentale per la Lega e per la Lega Giovani, che è il federalismo e Gianfranco Miglio, con una persona adatta per farlo conoscere a persone che ancora non lo conoscevano. D'altronde prima dell'evento col ministro Valditara, di cui sono stato felicissimo, noi abbiamo organizzato anche un evento con un collega del ministro Valditara, che peraltro insieme al ministro Valditara ai tempi curò una raccolta di scritti di Gianfranco Miglio, che è il professor Bassani. Con il professor Bassani noi a dicembre dell'anno scorso organizzammo un evento sul federalismo e sul costituzionalismo americano, perché come stavo dicendo prima, gli Stati Uniti sono stati uno dei primi paesi, se la battono con la Svizzera, ma uno dei primi paesi ad avere una Costituzione federale. Sono un modello di federalismo che dimostra quanto la diversificazione amministrativa e il decentramento possano convivere con un forte patriottismo, perché non ci si dica che gli americani non sono patriottici, anzi credo il popolo più patriottico del mondo insieme ai russi e ai francesi, e sicuramente lo sono più di noi. Quindi abbiamo voluto approfondire con il professor Bassani il federalismo negli Stati Uniti. Insomma, stiamo cercando di tornare un attimo alle origini di quello che spinge il nostro partito a fare la sua battaglia politica. Cioè, tutto ciò che facciamo politicamente come partito è sostanzialmente, o dovrebbe essere, derivativo di dei pilastri valoriali molto chiari che ogni tanto, secondo me, un movimento anche giovanile che si occupa di cultura e identità deve cercare di riscoprire, ridiffondere e ringiovanire. Questo sostanzialmente. Quindi difficoltà col ministro non ce ne sono state, anzi, come ho detto, è una persona estremamente disponibile e avete elogiato il fatto che io sono stato molto tranquillo accanto a lui, ma in realtà è una persona talmente affabile che ti mette a suo agio, che non è poi così difficile essere a suo agio, essere a proprio agio col ministro, perché a un certo punto siamo tutti esseri umani. Sì, ma guarda, a me è piaciuto molto quell'evento che è stato organizzato, perché lui ha parlato a ruota libera, ha parlato anche dei romani, dei greci, e ha fatto vedere tante piccole cose che adesso si manifestano. Cioè, ha parlato anche degli Spartani, tanto per dire, in quel momento lì, cioè che uno dice e poi vedi. Cioè, abbiamo un fuoriclasse della cultura e facciamolo parlare, no? Beh, certamente. Usiamo gli strumenti che abbiamo. Assolutamente sì. E infatti, guarda, io mi volevo ricollegare a un discorso generale, come ho già detto. Allora, è quello che stiamo facendo noi del tavolo identità in piccolo, ovviamente, con i mezzi che abbiamo a disposizione, che sono quelli di principalmente un gruppo di ragazzi con tanta buona volontà e poco altro, però alla fine qualche risultato riusciamo a portarlo a casa. E il discorso è che se noi abbiamo una politica che non è saldamente ancorata a dei valori che conosciamo bene, diventa purtroppo quello che si entra nella deriva che spesso noi vediamo di una politica troppo legata ai trend, ai social, ai sondaggi, ai like, che diventa una politica che rischia di diventare così mutevole da perdere la propria identità e la sua ragion d'essere. Se invece c'è una forte base valoriale, una forte base culturale, non è cultura per cultura, è cultura finalizzata a uno scopo. Se tu sai chi sei, sai per cosa combatti. Se tu ti dimentichi chi sei, ti dimentichi per cosa combatti. Se ti dimentichi per cosa combatti, basta un soffio di vento, una minima difficoltà a farti passare la voglia di combattere. Stefania, hai altre domande da fare?
No, io vi lascio perché è più importante ascoltare le parole di Filippo, quindi vi saluto. Ci vediamo Grazie mercoledì, infinite. grazie a te Grazie. Ci Stefania. vediamo mercoledì e lascio la linea a chi volesse telefonare. Un abbraccio, Perfetto, ciao ragazzi. grazie, ciao. Io vorrei che tu mi commentassi una frase. Entro dentro nel tavolo identità, entro in questa fase qua e vorrei lasciarti. certo, è quello che Te faccio. lo leggo, guarda, un occhio alla volontà di definire e di cercare non solo l'identità dei lombardi, ma anche l'ideologia che deve guidare la Lega Giovani Lombarda. Io non so chi l'ha detto questa frase, visto Io. che sei qua te di persona, te la lascio rivendico. commentare e vorrei entrare sempre di più in questo tavolo dove tu sei dentro. Che cosa fate? Come vi trovate? Avete legami con altri giovani, tra virgolette? Beh, Lascio a te tutto. Va bene, allora, ovviamente sì, abbiamo legami con altri giovani, siamo comunque all'interno della Lega Giovani Lombardia, quindi Certo. io rendo conto a chi sta sopra di me e mi confronto con chi sta accanto a me e collaboro con chi sta accanto a me, con gli altri coordinatori dei territori con cui devo necessariamente e con piacere, fondamentale, avere a che fare, perché ovviamente quando organizzi un evento in un territorio, se ci sono dei giovani di buona volontà che si aggiungono ai ragazzi del tavolo identità nell'organizzare un territorio, come è successo a Bergamo, adesso poi mi ricollego, è tanto di guadagnato, anzi è tantissimo di guadagnato. E beh, allora noi siamo uno dei tavoli tematici della Lega Giovani Lombardia, dei tavoli di lavoro. Sostanzialmente, la Lega Giovani Lombardia è strutturata a grandissime linee con i coordinatori provinciali, quindi Lodi, Milano, Ticino, Martesana, eccetera, eccetera, Bergamo, Brescia, e poi con i coordinatori dei tavoli. I coordinatori provinciali si occupano del territorio e i coordinatori dei tavoli si occupano di determinate tematiche, c'è il tavolo esteri, il tavolo economia, il tavolo lavoro e via discorrendo. Ora, il tavolo identità è una nozione evidentemente ampia, il che ci dà una grande responsabilità. Sì. Però cioè, noi cerchiamo di star dietro a questa responsabilità. E il tavolo identità sostanzialmente che scopo ha? Ha quello di far riscoprire ai giovani della Lega Giovani Lombardia e a tutti i giovani che vogliono partecipare agli eventi che facciamo, perché ovviamente noi vogliamo rivolgersi anche al di fuori. Come stanno dicendo, tanti ragazzi vogliono fare politica e sono leghisti senza saperlo, quindi io sto cercando di lavorare anche a questo. E noi sostanzialmente cerchiamo di come ho detto nella mia frase, non ho molto da cambiare, cerchiamo di definire l'identità lombarda e quindi scoprendo il territorio, amando il territorio, capendo chi sono i nostri riferimenti culturali, perché a volte ci dimentichiamo, per esempio, che ci dimentichiamo di avere il Vittoriale degli italiani, in Lombardia ci dimentichiamo di avere un sacco di culture, un sacco di dialetti, un sacco di intellettuali, Il Cammino Manzoni. di Sant'Agostino. Ma un sacco di cose, il Sacro Monte Rivarese, insomma è una regione ricchissima, però purtroppo è una purtroppo insomma, è una conseguenza naturale, è una regione di persone fortemente lavoratrici, la Lombardia è una regione di lavoratori. Ora quando tu lavori tanto, magari, ti passa la voglia di, andare a scoprire, esplorare, conoscere la tua terra e noi cerchiamo invece di creare delle iniziative che fanno dire alle persone: conosci la tua terra è bellissima, tu non sai che hai un tesoro dietro l'angolo. Noi abbiamo organizzato questa gita a Bergamo con l'aiuto dei ragazzi della Lega Giovani di Bergamo che hanno fatto un lavoro pazzesco, una visita guidata dai giovani per i giovani e tanti dei ragazzi che sono venuti Bergamo non l'avevano mai vista, stiamo parlando di ragazzi lombardi e sono rimasti estasiati dalla bellezza di quella città. E io ho detto: "Okay, questa è una parte del tavolo identità, conoscere la Lombardia con le sue città, con i suoi usi, con le sue tradizioni. È paradossale che sia un romano a voler conoscere la Lombardia, ma non troppo paradossale. Io sono dovuto venire da fuori e magari ho portato una curiosità che una persona che in Lombardia ci abita ha meno, perché c'è sempre stato e si è abituato. E dall'altro lato invece quello di, appunto, ritrovarci dal punto di vista culturale. Culturale vuol dire anche dal punto di vista dei nostri riferimenti culturali come Lega e dei nostri riferimenti, filosofico-valoriali. Gianfranco Miglio, ma io per esempio vorrei adesso è una cosa che lancio adesso, non l'ho ancora proposta, ma io vorrei fare un evento, ad esempio, su Carlo Schmitt,
che è un grande filosofo e giurista tedesco, e voi mi direte cosa c'entra con la Lombardia? C'entra perché è quello che ha ispirato Gianfranco Migliore e i suoi scritti. E quello che dico sempre io è che Carlo Schmitt sta alla Lega come Karl Marx sta al Partito Democratico, solo che tutti nel Partito Democratico sanno chi è Carlo Marx, forse non tutti nella Sei Lega proprio sanno chi è Carlo sicuro Schmitt. che lo sappiano? Sanno chi è, diciamo, Sì. sanno che faccia ha, poi il fatto che seguano quello che scriveva e diceva è un altro discorso, però insomma hanno chiari i loro riferimenti. Noi, secondo me, dobbiamo lavorare per avere più chiari i nostri riferimenti, e questo è quello su cui sto cercando di lavorare, appunto, perché l'ideologia nasce dalla filosofia politica e dalla cultura, Certo. e quindi noi dobbiamo lavorare per trasformare quello che è la nostra idea e la nostra visione concreta della realtà in un'ideologia che già abbiamo, per carità, ma che dobbiamo coltivare, perché è quello che sarà la nostra stella polare nel tempo, un riferimento completo e costante. Noi ci vantiamo di essere il partito dei sindaci, e lo siamo un partito che ha una classe di amministratori di altissimo livello, però quello che dico io è che un conto è l'applicazione concreta del buon governo, che è una parte fondamentale del lavoro di un politico. Un altro conto però è avere una stella polare, avere qualcosa che a livello valoriale, a livello intellettuale, ti fa avere una visione a 360 gradi su qualunque questione della vita. E noi stiamo cercando di riportare questo, cioè lombardo, tu sei questo, ricordati chi sei. Leghista, tu sei questo, ricordati chi sei. Nel nostro piccolo ci stiamo provando. Poi siamo tutte persone impegnate. Io studio, molti dei ragazzi del mio tavolo lavorano e studiano, cerchiamo di fare quello che possiamo coi nostri mezzi, però ci mettiamo tanta buona volontà. Guarda, noi abbiamo avuto qua, penso i primi di marzo, Alessandro Corbetta. Anche lui sta battendosi per dare un certo tipo di cultura lombarda, i posti, i santuari dedicati alla Madonna, anche la cucina, tante cose, perché te parli del tedesco, ti vengono in mente i crauti, ma c'è altre cose. No, Però certo. anche qua Sono da due piani noi, diversi, il piano dell'identità certo, lombarda e il piano d'identità leghista, che si intersecano ma vanno coltivati a compartimenti stagni. certo. Io ti dico una cosa, qua sono venuti varie sezioni della Lega e sono contentissimo, ne arriveranno altre. Tante sezioni sì, le conosco, so dove sono, Mh-mh. ma le presento. Andandole a presentare tiro fuori come è nato il nome, che cosa c'è da vedere e via dicendo. Certo. E tieni presente che in sezioni vicine io sono andato a vedere quello che c'era scritto, e vedere il santuarietto, vedere la colonna, vedere la fontana dell'acqua, È tante splendido. cose che sono vicino a casa tua, ma non ci fai caso. Esatto. Cioè non ci fai caso, perché ci sono tante cose in giro. Guarda anche Rho è qua Certo, vicino, il c'ha santuario il bellissimo. santuario, ma ce ne sono tanti piccolissimi. Io ti parlo, non è un santuario, c'è la chiesa della Pagana a Rescalda, Mh-mh. dove c'è lì tanta roba, cioè Ma la stessa Villa Arconati di Bollate, cioè noi abitiamo vicino a una villa bellissima, ci sono venuti a girare il Diavolo Veste Prada, la conoscono dall'America, e noi invece perché dobbiamo valorizzare quello che abbiamo, perché ci sediamo sugli allori perché siamo circondati dalla bellezza e ci dimentichiamo di quanto è bella la bellezza, e dobbiamo invece riscoprirla di più, e noi stiamo lavorando a questo. tu vai all'estero, vedi 4 rottami, Sì, scusate il no, termine, con tutto il rispetto. cartello tante cose, qua i No, galli, Giulio Cesare, sto dicendo cose così a caso, certo. e poi tu c'hai tante belle cose da vedere qua da noi che non ci fai caso, ci Esatto. passi, vai via tranquillo senza. Posso porti un'altra domanda? Ma Chi sono sono qui. stati i tuoi, come posso dire, non maestri, teste pensanti? Io le dico sempre così, nel senso, gente che ti ha spinto, innanzitutto io credo prima i tuoi genitori, la tua Certo. famiglia, ma dentro il mondo della Lega, chi è che t'ha portato? Allora, io dentro il mondo della Lega ho tante persone da ringraziare.
Sicuramente la prima persona che mi viene in mente, e adesso spiegherò perché, e continuo a ringraziarlo ancora oggi, è Cristian Colombo, che è il coordinatore dei giovani del Ticino. Perché io, al di là del fatto che io ebbi la possibilità di fare uno stage con Isabella Tovaglieri, che ringrazio anche lei ovviamente, e lui mi insegnò i rudimenti della grafica e mi permise di conoscere qualcosa che io conoscevo in modo molto superficiale, e mi ha letteralmente donato un'arte, quindi io lo ringrazierò per sempre, perché poi quest'arte io l'ho messa anche a disposizione del partito. Per questo e per il fatto che io quando venendo da Roma, ero già in Lega quando ero a Roma, ma, non è che conoscessi tante persone. Mi è stato presentato Christian, Christian mi ha inserito nel mondo della Lega, nel mondo della Lega Giovani, mi ha insegnato e continua a insegnarmi magari dei pezzi che io mi perdo del protocollo, di come si gestisce la politica, e io quindi devo ringraziare a livello operativo lui, assolutamente. E non stiamo parlando di una persona che è vecchissima, Cristian No, Colombo sì, avrà è 30 fondamentale. anni, No, cioè ma neanche, non ha neanche 30 anni, ma è Cioè anni luce avanti. Quindi io ringrazio lui e ringrazio, tutti gli amici che ho conosciuto e che sono diventati amici, indipendentemente dalla politica. Ovviamente nel Ticino io ho dei carissimi amici, i primi che mi vengono in mente sono Andrea Badolato, che è il coordinatore di Rho, Andrea Pellegrini, che è un altro militante di Rho, Lorenzo Zoia, che è diventato da poco coordinatore della sezione di Solaro, tutti i ragazzi giovani che però c'hanno gli attributi per dire, usare un linguaggio da radio, a cui voglio molto bene. E poi, se invece devo parlare, poi sembra che io ecceda in piaggeria, però se devo parlare a livello, valoriale, la persona che, a cui devo fare un grandissimo ringraziamento è il ministro Valditara, perché ancora prima di essere ministro è la persona che insieme al professor Bassani ha curato la raccolta di libri di scritti di Gianfranco Miglio, che io ho letto quando ero ancora al liceo, quando sapevo di essere di destra, ma non sapevo quale fosse il partito, la mia direzione, e grazie a quegli scritti politici ho capito che il mio partito era la Lega e che sarebbe sempre stata la Lega. Quindi io, per l'aiuto che mi hanno dato come persona, ringrazio appunto tutti gli amici che ho incontrato in questo percorso. Per l'aiuto che mi ha dato per quello che riguarda, l'elevazione intellettuale, io, anche se inconsapevole, ringrazio il ministro Valditara. Aggiungo poi che io, ho tanto da ringraziare all'onorevole Tovaglieri, e anche, ai tempi l'onorevole Ciocca, che, quando ero ancora a Roma mi presentò a Luca Toccalini, che ai tempi era ancora coordinatore della Lega Giovani Lombardia, che ha fatto una bella carriera, devo dire, e che mi mise in contatto con la Lega Giovani di Roma, e se questa cosa non fosse successa io in questo momento non sarei qui. Certo, anche i nomi che hai fatto dei ragazzi dentro nel Ticino non sono ragazzi che hanno 60 anni come Ma me, no, sono ragazzi giovani, tutti alla mano, perché bravissimi. anche Lorenzo, Andrea, cioè sono persone che ci troviamo, ci parliamo, Certo. e anche quando le vedi. Con Lorenzo abbiamo una cosa in comune, i cani. Beh, Cioè, voi sì. vabbè, E però guarda che sono sono persone, co s tanta roba che porteranno tanto al movimento della Lega. Certo, ma poi sono persone umanamente meravigliose, cioè Non nel volano senso, in alto queste persone, camminano per terra tranquilli, umili, cioè, senza nessun problema. quando si dice che la Lega è una famiglia, può sembrare retorico, però io posso dire che io quando sono con queste persone io mi sento a casa, e mi sentirei a casa anche se fossi in mezzo al nulla. Quindi se devo ringraziare qualcuno sono le persone che ho elencato. Poi se mi sono dimenticato di qualcun altro che credo di essere meritevole del mio ringraziamento e della mia stima, si senta considerato. Sì, allora Filippo, dalla regia m'han detto 2 minuti. Hai Bene. 2 minuti, parla di quello che Ah no, vuoi. fammi delle domande a risposta monosillabo, Ma no, così dai, dai, monosillabe non mi così piace, facciamo cioè dai, non veloce. mi piace fare domande a monosillabe. So che hai fatto anche delle trasferte, sei andato a Bruxelles, sei andato anche all'anonima lombarda Fabbrica Automobile, e ho letto anche quello che giustamente
è assurdo evitare i motori a scoppio nel 2035. Perché insomma, cosa ne pensi di questo? Allora, sarò telegrafico. 2 minuti, perché fra un po' abbiamo finito. Meno di 2 minuti. Allora, meno di 2 minuti. La gita all'Alfa Romeo la organizzai quando non ero ancora coordinatore del tavolo identità, ma lo feci con lo stesso spirito con cui sto lavorando adesso, conoscere il territorio. L'Alfa Romeo ha portato tanta bellezza, tanta grandezza al nostro territorio, specialmente alla zona vicino ad Arese, quindi anche Garbagnate, al mio territorio nello specifico, e io pensavo anche qui che fosse fondamentale conoscerla. Detto questo, sarò telegrafico sui motori a scoppio. È una follia di un'Europa che non fa altro che autodistruggersi. Se posso tornare sul tema culturale, parliamo di un'Europa che nega le sue radici cristiane, per dire, che per me è una follia, nega le sue radici latine, cerca di fare di tutto per far dimenticare alle persone che prima dell'Unione Europea non c'era niente, e invece io ti dico, il ragionamento di togliere i motori a scoppio è assolutamente coerente con lo zeitgeist di questa Europa, lo spirito di questa Europa, ovvero distruggere tutto ciò che di buono c'è in Europa per renderci una massa amorfa di apolidi. Certo, niente, noi siamo arrivati pian pianino alla fine, è passata questa oretta con te, velocissima, mi è piaciuta, e alla prossima. Saluto tutti i nostri radioascoltatori. Buonasera a tutti voi e mercoledì prossimo sarà qua presente anche la Stefania e avremo un'altra sezione. Bene, io ti ringrazio Marco per l'invito, sono stato molto contento e tornerò molto volentieri se me lo richiederai. Ma certamente, dai. Tanti auguroni a tutti i nostri radioascoltatori. Ciao a tutti e ci vediamo mercoledì prossimo. Buona serata. Grazie a tutti. Avete ascoltato